Eder. Mech. Pallister. Per la famiglia di Liliana Resinovic, questo non è soltanto un passaggio burocratico. È un momento che ha un peso umano enorme, perché dopo una lunghissima attesa, la salma della donna potrà finalmente tornare a Trieste. Liliana era scomparsa il 14 dicembre 2021 ed era stata ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex OP. Da allora il caso è rimasto sospeso tra dolore, interrogativi, perizie, nuove verifiche e un'attesa che per i familiari si è trasformata in una ferita continua. Ora, almeno sul piano della sepoltura, si apre uno spiraglio concreto. La richiesta avanzata dal fratello Sergio è stata accolta e il corpo potrà rientrare in città. La notizia, per chi segue questa vicenda da anni, ha una forza che va oltre l'aspetto formale. Sergio Resinovic ha raccontato di aver raccolto il via libera con sollievo e con una commozione trattenuta, spiegando che non è stata ancora comunicata la data esatta del rientro, ma che la cosa essenziale è un'altra: sapere che presto sarà di nuovo possibile andare al cimitero e portare un fiore a Liliana. Dentro questa frase c'è tutto il senso della vicenda, perché restituisce una dimensione concreta e familiare a un caso che da troppo tempo è rimasto prigioniero di atti, obitori, analisi e scontri giudiziari. Non è la fine della storia, naturalmente, ma è un passaggio che per i parenti assume il valore di un minimo, tardivo gesto di dignità. Il ritorno della salma a Trieste arriva dopo un periodo lunghissimo di attesa. Dal 2024, infatti, il corpo di Liliana non era più tornato al cimitero perché era stato riesumato per consentire nuovi accertamenti medico-legali. Dopo quella riesumazione, i resti erano rimasti a Milano, all'Istituto di Medicina Penale, a disposizione degli specialisti incaricati delle verifiche, tra cui l'anatomopatologa Cristina Cattaneo. Questo significa che per tutto questo tempo la famiglia non ha potuto nemmeno chiudere, almeno simbolicamente, il capitolo della sepoltura. È proprio questa sospensione, durata mesi e poi anni, ad aver aggravato ulteriormente il dolore dei familiari, costretti a convivere non solo con il mistero della morte di Liliana, ma anche con l'impossibilità di riportarla stabilmente nel luogo dove era stata inizialmente sepolta. C'è poi un altro punto molto delicato, che riguarda le modalità della sepoltura. Sul corpo resta il divieto di cremazione, e questo non è un dettaglio secondario. Significa che la salma dovrà essere collocata in una bara zincata proprio perché deve restare eventualmente disponibile per ulteriori esigenze investigative. Il via libera alla sepoltura dunque non coincide affatto con una chiusura definitiva del caso. Anzi, il divieto di cremazione segnala con chiarezza che l'attenzione investigativa resta aperta e che la prudenza degli inquirenti continua a prevalere. In altre parole, Liliana potrà tornare a Trieste, ma il suo corpo dovrà comunque restare conservato in modo tale da permettere eventuali future verifiche. Su questo aspetto Sergio Resinovic è stato molto netto. Ha spiegato che la soluzione inizialmente immaginata dal marito Sebastiano Visintin, cioè una bara di legno semplice, non è compatibile con le prescrizioni attuali. Ha anche ricordato che l'ipotesi della cremazione, che in passato era stata caldeggiata, è stata definitivamente esclusa. Il quadro va letto dentro la situazione giudiziaria ancora aperta. Sebastiano Visintin risulta tuttora indagato per l'omicidio di Liliana e proprio per questo, secondo quanto riferito dal fratello della donna, non potrà decidere sulle modalità della sepoltura. È uno dei tanti punti in cui il piano familiare, quello affettivo e quello giudiziario si intrecciano in modo durissimo, lasciando emergere tensioni che in questa vicenda non si sono mai davvero spente. Il rientro della salma però non sarà neppure un passaggio semplice dal punto di vista pratico. Sergio ha spiegato che bisognerà rifare la bara e intervenire anche sulla lapide. Liliana verrà tumulata accanto alla madre, ma questo comporterà nuovi costi e nuove incombenze per la famiglia. Anche qui il dato materiale pesa moltissimo. Oltre al dolore e all'attesa, i parenti si trovano a dover sostenere ulteriori spese per una situazione che, dal loro punto di vista, avrebbe potuto essere gestita diversamente sin dall'inizio, con indagini più tempestive e più puntuali. È una frase che contiene un'accusa precisa, neppure troppo nascosta. Il sospetto, anzi la convinzione che ritardi e carenze iniziali abbiano avuto conseguenze pesantissime non solo sul piano investigativo, ma anche su quello umano e familiare.
In definitiva, il ritorno di Liliana Resinovic a Trieste rappresenta un passaggio emotivamente fortissimo, ma non risolutivo. Da una parte c'è la possibilità, finalmente, di restituirle una nuova sepoltura nella sua città e di permettere ai suoi cari di tornare a un gesto essenziale come portarle un fiore. Dall'altra resta intatto tutto il peso di un caso ancora aperto, segnato da anni di dubbi, di approfondimenti medico-legali, di contrasti e di domande senza risposta. È una notizia che sa di sollievo, ma non di pace. E forse è proprio questo l'aspetto più amaro. Anche in un momento che dovrebbe essere soltanto di raccoglimento, il caso Liliana Resinovic continua a parlare il linguaggio dell'incompiuto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.